Ecco, stiamo entrando proprio nel centro di Codogné, caratterizzato da una bella villa. Adesso vediamo se riusciamo a fare il giro. Ok, attenzione al traffico, benissimo, perfetto. Ok, questa sulla mia sinistra Villa Toderini, molto bella, tenuta anche bene. Una dépendance, che bella. Alberi secolari sulla mia destra. Qui davanti a me c'è, sembra una mutera, vediamo, era una antica tomba forse, boh. Vediamo, due statue, stile romano, vediamo, di qua, due anfore sulla mia sinistra, piantumato bene, vedete la caratteristica di questa, una specie di cumulo di terra, però non è un cumulo. Vediamo. Riqualificato molto bene. Vediamo cosa c'è scritto in quel cartello. Gaiarine, no carai, Codogné come non l'avete mai visto. Ah, giardino della mela cotogna. Questo è stato piantumato, sicuramente la mela cotogna a questo punto, che veniva impiegato per profumare la biancheria riposta nei cassetti e nelle cassepanche. Questa biodiversità, allora qua c'è scritto che le varietà di mele, pere e cotogne sono la Cidonia oblonga, cotogno autoctono, la Cidonia oblonga e la Cidonia oblonga, un altro modello. È appena stato fatto, 2017. Bene, vediamo, facciamo il giro. Il giardino della mela cotogna, sapevate che c'era un giardino della mela cotogna? Particolare, verremo fra qualche anno a vedere ste mele cotogne.
Tan, ta, 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 ta. Ta, 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 ta. Questo si chiama viaggiare a 4 stelle, anzi 5 stelle, nessun riferimento, formazioni politiche. Perché dico viaggiare a 5 stelle? Allora, bicicletta super tecnologica, batteria motorizzata Bosch, computer che ti dice dove andare, satellitare incorporato della Neon, ti dice anche molte altre info, tipo quanti watt spingo sui pedali, adesso 140-150 watt, quindi puoi gestire la tua forza. Poi tutte le comodità, il mio manubrio super tecnologico, guardate che robetta eccezionale, 2 portaborracce, comodissimo, sella comfort. E poi la musica che ami collegata via Bluetooth dal mio cellulare, musiche mentre viaggi, musica da viaggio, guardate che roba, questo si chiama viaggiare a 5 stelle. Tra l'altro il mio casco c'ha anche le luci posteriori con le frecce, se io schiaccio qui voglio girare a destra, adesso attenzione, schiaccio, mi dice dietro le frecce lampeggiano a destra e io giro a destra, non pigiate a destra e girate a sinistra perché è un casino. Ok, posso spegnere la musica. Ecco, posso cambiare la mia musica, metto quello che voglio. Non so se si sente, il mio casco ha delle piccole cassette, delle piccole casse acustiche che servono per trasmettere la musica senza auricolari. Non ho le auricolari, quindi io sento tutto quello che sta succedendo attorno a me. Viaggiare a 5 stelle e poi vi porto con me a vedere cose incredibili. Ecco qua, giriamo.